Buonasera a tutti, oggi siamo qui nella fumetteria Loriga con appunto il suo titolare Massimo Loriga. Buonasera Massimo. Buonasera. Siamo qui perché chiaramente siamo interessati anche a questo luogo che è praticamente unico a Cagliari, questa fumetteria in Piazza Garibaldi, ma anche perché poi Massimo Loriga è un noto musicista sardo che a noi di ICOM tra l'altro piace tantissimo, la sua musica, insomma, il suo gruppo, e quindi siamo qui curiosi di sentire un pochino qualcosa sulla sua vita e chiaramente sul suo futuro. Allora Massimo, ma tu non sei cagliaritano? No, 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 non sono cagliaritano, nasco a Sassari, anche se... cosa faccio? Guardo dentro quella cosa lì? Cosa dici? Sì. Oppure sono di fuori. Allora, sono nato a Sassari nel 71, 71, Coetanei. coetanei, siamo coetanei, sono rimasto pochissimo però a Sassari, perché poi siamo venuti a Cagliari un paio di anni e poi ci siamo trasferiti definitivamente a Siniscola. Mio padre era un ex marinaio che decise poi per la famiglia di abbandonare insomma, questo girovagare per i mari e iniziò a lavorare nell'industria. Quindi lavorava prima a Sassari nel cementificio, penso della Italcementi, poi siamo venuti qui a Cagliari sempre per la Italcementi, poi ci siamo stabiliti più in zona, diciamo, a Siniscola. E questa tua passione quindi per i fumetti, il fatto di aver aperto una libreria così, in gergo viene detta specializzata, quindi da cosa nasce? Diciamo che la tua breve biografia, insomma, le tue origini in qualche modo c'entrano oppure... Allora, prima hai detto titolare, sono cotitolare assieme a mio fratello, che in effetti, per quanto io sia appassionato di fumetti, lui lo è molto di più. Infatti, probabilmente la mia passione, essendo lui più grande di una decina di anni, deriva in qualche maniera da una sorta di eredità, no? Che tuttora lui è appassionato di fumetti, non è che non lo sia, e lavoriamo qui assieme. Ehm, sì, lui ha fatto anche il disegnatore per un periodo e poi abbiamo concretizzato questa passione comune 20 anni fa esatti. Fu un periodo abbastanza movimentato per il sottoscritto perché non solo stavo suonando, non solo stavo cercando di studiare, ma per giunta finì il rinvio, cioè non potevo più fare il rinvio, quindi contemporaneamente all'apertura della fumetteria, come mi propose mio fratello, mi disse guarda se vuoi facciamo questo investimento, io ho fatto ben volentieri. E, e oltretutto ho iniziato anche il servizio civile. Quindi ricordo che fu un anno intensissimo in cui anche le domeniche o ero qui o ero al museo o contemporaneamente dovevo stare un po' qui un po' al museo perché aprivamo anche le domeniche. Ma fu una bellissima avventura, devo dire, un po' si è spenta perché i tempi sono cambiati. Quindi stiamo parlando del 98? Del 98. Sì, pensiamo anche alle videoteche che si sono estinte, anzi noi ancora ci siamo, Nonché le librerie. nonché le librerie, Insomma. certo. Il fumetto si è evoluto, però è vero anche che una parte delle graphic novel, così come vengono chiamate adesso, diciamo, certe tipologie di fumetti, sono entrate anche nelle librerie tradizionali. Quindi questo chiaramente ha sottratto un po' di mercato, oltre poi ad internet dove trovi le scan e così via. Però ci siamo ancora, insomma. Sì, sì, e vediamo anche viva, insomma, Sì, come... sì, 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 cerchiamo di... E invece la passione della musica, cosa per cui io personalmente, insomma, ti conosco maggiormente per questo. Quando nasce, probabilmente, forse anche prima del 98, come nasce questa tua passione? Che io la chiamo passione, ma poi definisci la tua. Allora, nasce quando ero veramente piccolo, perché ho sempre un debito nei confronti di mio fratello in tal senso, perché lui era un grande appassionato di musica e questi 10 anni io lo osservavo e magari, sai, cercavo anche di un pochino la mia strada, però probabilmente solo i miei genitori non sarebbero stati in grado di darmi certi input. Lui lavorava anche in una radio, mi ricordo,
forse a Siniscola o anche a Nuoro. E quindi la passione per la musica c'era già, ascoltavo tantissima musica e da molto piccolo mi appassionai anche alla musica sarda, perché c'era una radio, forse c'è tuttora, non lo so, Radio Posada, che faceva una trasmissione ad una certa ora, forse nel pomeriggio, tutta basata sulla musica sarda. Musica tradizionale. Tradizionale, della zona, soprattutto della baronia, ma non necessariamente Io sono un'appassionata del coro di Orosei, per me il canto a tenore loro, per dire, però posso immaginare le suggestioni, anch'io. Questo condividiamo. Anch'io lo dico sempre. Delle suggestioni che si ricevono da quel tipo di canto, di suoni. E fu quello proprio a colpirmi profondamente. Poi ho avuto la fortuna di avere insegnanti illuminati e diciamo che attorno a forse 11-12 anni, anzi a 11 anni già venni coinvolto in un progetto di ricerca delle scuole medie sulla riscoperta delle tradizioni, dei costumi, dell'alimentazione, del cibo e anche un altro progetto che forse era lo stesso anno, l'anno successivo, per la costituzione di un gruppo folk, quindi un studio del ballo sardo con insegnanti. Come si diceva allora, folk. Adesso un po' meno, per fortuna. Per fortuna, è vero, però all'epoca folk sì, era tradizione proprio. Tradizione, sì. E un coro polifonico. Quindi insomma io ho avuto l'opportunità di studiare con insegnanti sia il ballo che il canto. E questa cosa poi si è approfondita sempre di più, perché ho imparato quindi non solo a ballare i balli sardi, ma le strutture dei balli musicalmente parlando. Quindi ho iniziato a suonarli proprio, poi forse avevo 13-14 anni, intrapresi lo studio del sax, iniziai a suonare quasi subito con Massimiliano Cercelli, che poi anche lui, diciamo, confluì nei Kenzanecke. Per qualche anno ho suonato in un gruppo di vecchietti, perché avevo 14 anni. Ricordo dopo il primo giorno di prove sono rientrato a casa e mia madre mi chiese com'era andata. Io le dissi, ah sì, no, molto bene, mamma, è che sono vecchi. Avevano 35 anni. Sono però vecchissimi. Chiaramente 20 anni di differenza erano tanti. Loro erano dei vecchi rocker siniscolesi, no? Quindi da Santana, che ne so, Led Zeppelin, questo era il genere che suonavano. Quindi dalla tradizione sarda proprio al rock, sì. Al rock, questo è stato il salto poi quasi immediato di un adolescente, quasi preadolescente, insomma. Sì, quasi preadolescente. Sì. È stato molto, molto repentino tutto, no? Dopo poi qualche altra esperienza in gruppi siniscolesi, più o meno situazioni più o meno confuse, non si capiva bene con chi stavi suonando, perché intanto entrava uno, usciva l'altro. Un giorno, durante una sorta di jam session nella saletta poi di quelli che erano già i Kenzanecke, ma erano diciamo più a livello locale, abbiamo iniziato questo cammino assieme. Non c'è stata un'ufficialità nell'ingresso, diciamo che è stata la musica in qualche maniera a legarci. Io giravo sempre con l'armonica a bocca in tasca, armonica blues, armonica folk, e lì ci fu questa scintilla. Peraltro Massimiliano Cercelli suonava nei Kenzanecke da poco, e quindi ci siamo ritrovati, amici da una vita, amici da quando eravamo alle medie, a suonare assieme. Di che anno stiamo parlando? Quindi stiamo parlando io penso che fosse o fine 90 o primissimi del 91. Fine 80, hai detto fine 90? Volevo dire primi 90. Primi 90. 90-91. Ho capito. Beh, si fa quando hai tanti anni. Diciamo il secolo scorso. Il secolo scorso, quello sicuramente. Quindi lì è iniziata l'esperienza di questo gruppo che, dobbiamo dirlo, purtroppo per i più giovani d'oggi non sono noti, non siete, cioè i Kenzanecke li conoscono in effetti quelli come noi un po'
vecchietti, direbbe Sì. qualche adolescente. È un'esperienza importante, quindi inizia veramente un'esperienza importante con questo gruppo per te. Sì, devo dire che adesso sono passati 12 anni e quindi saranno più grandi anche loro, però quando abbiamo fatto la reunion a Solarussa, che era nel 1900, no, No, nel 2000. 2006, vedi che mi confondo di secoli, secolo più, secolo meno, se inizio a parlare del 700 preoccupa. Diciamo che vennero tantissimi giovani, giovanissimi, poi siamo rimasti stupiti Sorpresi voi sorpresi stessi. da questa presenza di giovani che avevano conosciuto i Kenzeneke dai genitori o dai dischi, dai CD, dalle cassette, insomma, quindi e tuttora mi chiedono, giovanissimi, magari vengono qua in negozio, scoprono per caso, perché io non è che sia lì a dire oh ragazzi io, sai, scoprono dopo 10 anni che vengono, che io suono, che ho fatto parte dei Kenzeneke e rimangono così stupiti, dico, C'è un album in particolare, Bogues de Pedra dei Kenzenek. Lì tu ci sei quanto massimo in questo? Per me, anche come dicevamo per il coro di Rosé, per me è l'album che io amo di più in assoluto dei Kenzenek. beh, quello l'ho vissuto totalmente, quell'album. Non solo perché Bogues de Pedra è il titolo di una mia canzone, ma anche perché lo abbiamo veramente quasi composto, si poteva allora, c'erano le risorse, studio di registrazione. C'erano molti brani, la maggior parte erano già, diciamo, esistevano già, però una parte di quei brani furono composti durante questa frequentazione molto assidua, no? Quotidiana, all'interno di uno studio di registrazione che si trovava a Poggio dei Pini. Ah, ecco E quindi. lì nasce il disco Bogues de Pedra, che era un pochino, diciamo, la sintesi di quello che fino ad allora avevamo realizzato, più l'aggiunta di alcune sperimentazioni. Per esempio l'uso delle launeddas. Noi baroniesi non avevamo le launeddas, però io avevo un caro amico, o un caro amico perché tuttora c'è, per fortuna, che suonava le launeddas in Sardegna oltre il mare con Paolo Fresu. Ci siamo conosciuti, se non ricordo male, ad Icnos, Andrea Pinna, e quindi gli proposi di suonare le launeddas in un brano rock, cercando in qualche maniera di imitare la chitarra elettrica nel fare l'assolo. Come lo possiamo chiamare questa cosa? Contaminazione? Una Come contaminazione, contaminazione. che poi fu forse uno dei pezzi, le parti forse più interessanti di quel disco, no? Queste launeddas che duettano con la chitarra elettrica di Massimiliano Cerceti. Un po' come fecero gli AC/DC, un brano che usarono le cornamuse. No? Insomma, avevate dei riferimenti. Assolutamente sì, ma noi venivamo tutti dal rock, però con un vissuto di tradizione non forzato, non costruito, perché non c'era nulla di costruito nei Kenzeneke, non c'era già facciamo questo genere perché ci porterà a fare questo. Era la nostra quotidianità. A Siniscola, quando ero ragazzino, esisteva per esempio la prassi durante le feste paesane del Subaldo Tundu, che veniva eseguito in piazza, giovani e anziani, si faceva un grande cerchio, si ballava lì per un sacco di tempo, chi entrava, chi usciva, le musiche le sentivi in ogni occasione, le musiche sacre, quindi era Non era naturale. artefatto, era qualcosa con cui si conviveva, insomma, entrambe Assolutamente. le. La lingua, la musica, era una sorta di sincretismo, diciamo, tra la musica locale, tradizionale, che ancora era viva e si evolveva, non era qualcosa di ripreso per l'occasione, come spesso accade, no? Che crei qualcosa, dice facciamo un gruppo folk, prendiamo questi balli, no, era tradizione farlo, era normale, era la cultura del posto. E poi la cultura punk, la cultura rock di quegli anni. L'esperienza appunto dei Kenzenek, quanto dura? Cioè, appunto, La mia, dici, la mia la esperienza. tua esperienza mi interessa in questo caso. Perché poi loro, se non erro, poi tu lo preciserai, proseguono ancora un po', però poi anche
per loro si chiude, ecco, volevo un po' capire questa... Guarda, l'esperienza dei Kenzeneke è stata per me, anche per loro, un'esperienza molto faticosa, perché quando sei nell'underground non hai l'autista, non hai l'aereo, non hai l'albergo sempre lì pronto, vivi un po' l'avventura, cosa molto eccitante finché sei giovane, un giovane rocker. Il problema è che quando inizi a passare anni così, in cui dormi poco, magari mangi male, in cui la birra è tanta, e comunque sei sempre in un locale, da un locale all'altro, perché suoni nei locali. Quindi lì sei lì che fai suoni, che aspetti, che bevi una birra, due birre, poi in Germania, perché eravamo sempre in Germania, ettolitri di birra. Diciamo che arrivati ad un certo punto, per questioni, diciamo, prettamente salutistiche, Quindi avete comunque girato l'Europa, una cosa che non ti ho paesino chiesto. per paesino, certo, ma avevamo anche proposte per andare fuori dall'Europa. Il problema era il nostro tempo, le nostre risorse, perché tutto ciò era veramente molto faticoso. Cioè io magari in un mese di tournée dormivo una manciata di ore, cioè tornavo che avevo bisogno di Mesi per mesi. riprendere. Sì, Tutto estremamente avventuroso, perché succedeva di tutto, venivi arrestato, venivi inseguito, cioè, veramente delle cose pazzesche, perché eri veramente, come si usa dire, on the road, cioè sì, capitava quel che capitava, si metteva il furgone in mezzo a una tormenta di neve, di tutto. Ecco, ci vorrebbe qualcuno, e su cui faccio un appello, che seriamente intenzionato a scrivere la biografia dei Kenzeneke, perché uscirebbe un'enciclopedia grande quanto questa stanza. si può pensare. C'è molto da raccontare. Sì. Arrestate anche perché c'erano delle idee precise. Poi chiudiamo con la domanda che ti ho fatto, ma visto che adesso... Se mi sto dilungando, dimmelo. No, Fammi un gesto tranquillo, così, ma... non si vede nessuno. e ti tagli la barba. Avevate delle idee, insomma, anche politiche di un certo tipo, anche questo ha di particolare, avevano di particolare Kenzeneke. Beh, ci siamo trovati per quello. A me quando chiedono, ma tu quando sei diventato indipendentista? Io non lo sono diventato, lo sono sempre stato. Io ricordo che quando avevo 5 anni, 6 anni, c'era forse Giuseppe Pulusardo, mi pare all'epoca, se non ricordo, nel 73. Sì, negli anni 70. Ricordo che davanti a casa, io abitavo nel porto della caletta di Siniscola, c'era di fronte a me un lunghissimo molo e ricordo che un bel giorno questi signori provenienti non solo sardi, c'erano molti stranieri continentali, fecero un grande, lunghissimo murale con scritto Americanos Afora. Ecco, io penso che l'indipendentismo sia nato lì, perché mi sono posto fatto delle domande, cioè ma chi sono gli americani? 5 anni, 6 anni, e soprattutto perché fuori? Quindi ho scoperto che c'era la base di Tavolare lì vicino, poi magari andavo a Tempio e scoprivo che c'erano i militari sull'Imbara, andavo alla Maddalena e scoprivo che c'erano i militari alla Maddalena, e così via. E io ho preso coscienza di cos'era il sardo, e in maniera anche abbastanza meccanica, ma anche quasi violenta, io iniziai a rifiutare l'esterno, lo straniero. Ecco, questa cosa io all'epoca non la capivo, per me un milanese andava affogato nel mosto, cioè ero veramente, questo era il mio pensiero, perché vedevo che venivano qua, poi all'epoca facevano un po' gli sbruffoni. Sì, erano altri tempi sicuramente. Erano altri tempi, chiaramente sono maturato in tal senso, però all'epoca avevo un fuoco dentro, una rabbia, che in qualche maniera, ecco, l'approdo nei Kenzeneke ha permesso di convogliare nella musica, cioè quella rabbia e sfogarla anche, quindi l'abbiamo sfogata con il rock, perché ci rendevamo conto di quello che stava accadendo, no? Che poi è l'essenza del rock in tutto il mondo, cioè avete veramente trovato la strada sicuramente migliore. Per dire quello che pensavamo, un po' come faceva il canto a tenore, infatti c'era un legame molto stretto col canto a tenore, tant'è che uno dei primi lavori, il demo dei Kenzeneke, aveva il tenore, le prime tracce del canto a tenore, perché i testi che usavamo nei Kenzeneke erano più o meno i testi che poteva usare il canto a tenore. Quindi dicevamo, quando termina quindi diciamo, l'esperienza, sì. Diciamo, io vado via alla fine del 95, forse dicembre del 95. Quindi sono comunque diversi anni.
Sono diversi anni, sono sì, circa 5 anni, molto intensi, forse quelli più intensi. E Kenzanè che invece poi proseguono sino a quando? Ti faccio proprio la domanda perché io non lo ricordo, Io ecco, penso non è una verso retorica. fino al 2000 forse, tra alti e Ecco, bassi, e alla fine. furono vari cambi di formazione. Quindi diciamo una decina d'anni, insomma tipo Beatles, no? Esattamente, Una decina d'anni molto intensi, sì. e tu fai il poll della situazione, vai via e prosegui poi con altro però. Proseguo con altro, sì. Cosa fa dopo? Io dopo, Paul Loriga. diciamo che l'esperienza di Kenzanè che fu talmente impegnativa da un punto di vista non solo fisico ma proprio psicologico, perché c'era un coinvolgimento totale, non solo quindi comporre musica, ma anche l'aspetto politico, l'aspetto potrei dire anche sociale, perché poi i canzoni che esistevano perché a Siniscola c'erano persone che ci aiutavano, ci seguivano, cioè noi ci spostavamo e forse fu anche quello parte del successo, cioè quando ci spostavamo in un altro paese, non dico che venisse metà paese, ma siamo quasi lì, ci seguivano veramente in tanti. Tant'è che quando abbiamo fatto Sola Russa sono venuti con dei pullman da Siniscola, cioè siamo andati a Berlino a suonare, abbiamo preso tutto l'aereo, Bellissimo. cioè tutta E Siniscola. tra l'altro per quei tempi volare era anche molto più costoso, molto più, non stiamo parlando dei tempi d'oggi che ti sposti a prescindere dalle polemiche, No, molto più facilmente con meno risorse economiche, insomma negli anni 90 era diverso. sì, questo qui di Berlino è avvenuto nel 2006, però in generale una cosa che non avviene in tutti i paesi, o forse sono cambiate le cose, ci fu un grande supporto da parte dei nostri compaesani. Quindi insomma eravate proprio Ecco, amati ecco perché non è ripetibile secondo me un discorso del genere a Cagliari. Nasce un gruppo, è più difficile, perché lì erano persone che la pensavano come te, magari non capivano niente di musica, però era quello che dicevamo, la cosa importante. Era come ci approcciavamo al pubblico, tant'è che il successo che abbiamo avuto è stato, prima il successo è arrivato fuori Sardegna. Dopo che suonavamo da alcuni anni fuori, i nostri giornalisti si sono accorti di questo fenomeno, tra virgolette, Kenzanec. E lì allora anche in Sardegna hanno iniziato a conoscerci, però io gran parte del tempo lo passavo fuori, passavo nella penisola o nel continente, in Germania, in Svizzera, penso in Francia, nei Paesi Baschi o quant'altro. Questo è quello che facevamo, insomma, Olanda, Belgio. Quindi dopo cosa hai fatto? Ti sei riposato? Volevi dirmi questo? Sì, mi sono ricordato, avevo bisogno di riposarmi, di un lungo riposo che è durato penso un anno e mezzo, e poi mentre mi trovavo in facoltà, proprio nel corpo aggiunto, Stiamo parlando di facoltà di lettere. facoltà di lettere, sì, io conoscevo già di vista Pier Giorgio Rizzu, chitarrista rock and roll di Cagliari, e lui cioè, parlava con un altro amico, diceva io ho bisogno di un sassofonista, non riesco a trovarlo un sassofonista, poi si gira verso di me e fa ascolta, ma tu non è che per caso conosci un sassofonista? A te. Io ho detto quando vuoi. E quindi ho iniziato questa esperienza rock and roll, surf rock and roll con gli Uninvited, che è durata qualche anno. Abbiamo ripreso le tournée, perché poi loro erano veramente, io non lo sapevo perché sono subentrato dopo, ma avevano dei fans che si facevano 3000 chilometri per vederli, erano adorati fuori, cioè, fuori c'erano folle immense di gente che veniva appositamente per vedere gli Uninvited, un fenomeno pazzesco anche quello, tutte persone appassionate chiaramente del genere, però ho scoperto un altro mondo, li ho un po' sardizzati, perché poi con loro abbiamo fatto un disco che si chiamava Nuragic Surfari, con introduzione nel rock and roll, chiaramente era la mia fissa, di strumenti sardi e di riferimenti alla Sardegna. Infatti abbiamo fatto un vinile dove noi siamo vestiti stile Beatles, potremmo dire, però siamo sopra un nuraghe, insomma.
E poi? E poi contemporaneamente agli Uninvited, molto diciamo in sordina, è ripreso il discorso della ricerca. E quindi ho fondato INUR con i compagni con cui sono ancora da più di 20 anni, facendo una ricerca un po' diversa. Cioè il nostro obiettivo è diventato quello di recuperare e riarrangiare brani appartenenti alla tradizione o dei balli che magari rischiavano l'estinzione, perché poi c'è stata una globalizzazione anche dei balli. Adesso per esempio quando Totò Chessa ha avuto il successo che ha avuto, giustamente meritato, molti ragazzi hanno imparato da lui, suonando quei balli lì. Però i nostri balli, quelli che io conoscevo di Siniscola o di altri posti, poverini, si sono in alcuni casi anche... Sì, c'è un'omologazione. Su questo, guarda, tieni conto che io sono figlia di fisarmonicista, tutta la famiglia, anche dalla parte di mia madre, armonica bocca, fisarmonica, eccetera. E noi io sono nata con un certo ballo, sono abituata a ballare un certo ballo, e oggi spesso in piazza mi ritrovo ad avere, non dico difficoltà, però quasi, perché spesso vengono suonati dei balli che sono gli stessi che poi sento, sono identici a quello di Sorgono, quello di Azzara, quello di Cavour, e si estende e dici, ma c'è un unico ballo, che non per forza uno lo rifiuta, dice una cosa, forse è normale nei linguaggi artistici che poi ci sia un po' di omologazione, però come stai dicendo tu si rischia però anche di perdere quello originario, che poi non era neanche così tanto lontano, stiamo parlando di 20 anni fa. Quindi voi avete fatto questa cosa, vedi, io questa cosa proprio non la sapevo, cioè avete recuperato quindi proprio diciamo che qualcosa abbiamo registrato dei balli, ma anche dei canti che in qualche maniera si stavano estinguendo. Perché? Perché magari va più un Anne Dumeu di un'altra canzone, va più un Poto riposare. Quindi recuperare e dargli una veste in qualche maniera, tra virgolette, moderna, senza esagerare. Però noi suoniamo strumenti moderni, non solo anche tradizionali, perché poi abbiamo l'organetto, abbiamo la fisarmonica, abbiamo il solito, la trunfa, un po' di Benas. La trunfa è quasi scomparsa in Sardegna, io ricordo anche questo come strumento, da bambina era usatissimo. C'è giusto un paio di costruttori di trunfe, quindi anche quella la difficoltà. Non sono ragazzini, insomma, non c'è un ricambio. Poi in italiano, io l'ho sempre chiamata trunfa, però si chiama scacciapensieri. Sì. Se ci pensi era veramente, cioè azzeccato però come nome, perché questo suono fantastico, tu chiaramente la suoni per esempio. Sì, la suono Monica Bocca, sassofonista, immagino Monica Bocca, certo, assolutamente, sì. Stavo anche iniziando ad imparare l'organetto, ma mi sono detto, non allarghiamoci troppo. No, anche perché poi andavo sul palco, non con l'organetto, ma le prime volte portavo 15 strumenti, sembrava un mercatino, riduciamo giusto a 2-3 perché... Quindi i NUR sono gli stessi, sono i Nemos di oggi, o come arriviamo dai NUR ai Nemos? Ottima domanda. Allora, noi i NUR abbiamo passato con i NUR una fase, diciamo, di rock, potrei dire un po' blando, non so, che non era un rock come quello dei Canzone, che però comunque sia era sempre rock, quindi chitarre elettriche, batteria bella potente e così via. Poi sarà l'età, che probabilmente quella contribuisce. C'è una tendenza generale delle persone quando vanno avanti con gli anni ad andare verso l'acustico. Forse ci sentiamo male, non lo so, le ossa ti fanno male a stare in piedi per quelle ore, quindi si è optati per una situazione un pochino più minimale, più acustici. E siamo spostati un pochino verso altre sonorità, sempre rimanendo certamente nell'ambito della musica sarda, però magari sonorità che arrivavano dalla Provenza, sonorità che arrivavano dalla Spagna, sonorità che arrivavano magari dai paesi del nord, magari dalla musica celtica, e anche qualcosa di catalano, perché infatti l'ultimo brano che abbiamo fatto è in catalano,
le melodie ricordano un pochino atmosfere quasi rinascimentali, in alcuni casi medievali. Io ho ascoltato molta musica in questi anni, molta musica acustica, ho avuto anche la possibilità, purtroppo non di finirlo perché avevo serie difficoltà di tempo, ma ho frequentato il conservatorio di etnomusicologia per alcuni anni. Questo mi ha dato già altri, diciamo, elementi di consapevolezza, in qualche maniera, qualche elemento in più per indagare la musica magari soprattutto quella etnica. Ecco. Quindi Siamo in Nemos, adesso ci chiamiamo Nemos, che vuol dire nessuno. Mi sembrava abbastanza azzeccato, perché poi è stato anche un percorso, diciamo, personale, spirituale, perché ho cambiato il mio approccio. Mentre prima il mio approccio con i Kenzeneke era adesso vi facciamo cambiare idea, adesso il mio approccio è adesso io cambio me stesso, cerco di in qualche maniera di modificare il mio approccio verso la realtà, quindi non cambiare la realtà direttamente dall'alto, perché poi ti rendi conto che è un'idea quasi impossibile, a meno che tu non voglia diventare un dittatore. L'approccio è stato modificato, nel senso che io cerco nel mio piccolo di essere un esempio, spero di essere un esempio per qualcun altro, cerco di migliorarmi ogni giorno, ma senza imporre in qualche maniera le mie idee. Il mio indipendentismo si è trasformato. sei sempre indipendentista comunque. Assolutamente sì, sempre. Però con un diverso approccio, forse anche quello, chissà, forse quello che funzionerà davvero è questo. Più quello che gantiano. sì, quello che stai seguendo probabilmente è quello, più diventiamo esempi, insomma, Esattamente. dei buoni esempi, e questo sicuramente forse potrebbe far cambiare idea, insomma. Sì, Non non dire, so. indirettamente. Indirettamente, attraverso, diciamo, secondo me, dei percorsi quotidiani di comportamento. Quindi come voglio chiuderti con questa appunto, domanda, curiosità rivolta verso il futuro. Quindi per il futuro cosa vedi professionalmente, chiaramente umanamente, perché insomma... Allora, io mi vedo a zappare la terra nel mio futuro. Che di questi tempi secondo me è Vabbè, una bella visione. È una visione, diciamo, legata un pochino anche a come si sta muovendo il mercato. Io non ho voglia di inseguire il mercato, non ho voglia di stare lì ogni giorno a postare, lo faccio un minimo per dire che ci sono, a postare foto, video su Facebook, su Instagram, lo faccio, è vero, lo faccio un pochino. Il social marketing. Giusto per dire ok, ci sono ancora, però non fa parte di me, insomma, un po' questa cosa mi stanca. Quindi la mia idea adesso è quella di radicarmi, come ho fatto acquistando un terreno in zona San Sperate, e di portare avanti un discorso che non sia solo musicale ma anche spirituale, senza voler diventare un santone o qualcosa del genere, però, diciamo, porto avanti delle mie idee, un mio credo, che è basato fondamentalmente sul rispetto delle idee altrui, musicali e politiche e così via, senza per forza condonarle queste idee che di cui non mi ritrovo, no? Però io porto avanti la mia strada così, in maniera silenziosa e continua. Benissimo, credo che questa sia stata la conclusione proprio ideale, non era neanche organizzata. No, non ho organizzato niente. Ringraziamo tantissimo Massimo Loriga e ti facciamo veramente tantissimi auguri, sia sotto il profilo professionale, sotto quello musicale, chiaramente umano, perché abbiamo visto che poi è un tutt'uno, soprattutto per te è un tutt'uno. Direi proprio così. Grazie. Grazie a te.